opere in concorso. Sergio Masia. Saranno 135 gli autori provenienti dall'Italia e dall'estero, con 176 opere in concorso, divisi nelle varie categorie, quelli che parteciperanno alla prima edizione della Sardinia Film Festival, in programma a Sassari dal 30 agosto al 2 di settembre. Una giuria presieduta dal semiologo Nicola Tanda e composta da personaggi illustri valuterà a chi tra i 20 finalisti andrà all'ambito premio finale. Tra questi da segnalare 4 opere di autori sardi: Triulas di Gianfilippo Fiori, A una moneta di Gloria Mannazzu, Bottoni di Chiara Sulis e L'ultimo giorno d'estate di Bonifacio Angius, segno che anche in Sardegna il movimento degli appassionati si sta allargando a macchia d'olio. Una manifestazione che nasce quindi anche per la valorizzazione di quello che sono i prodotti degli autori sardi e per dar sfogo ad una passione che a Sassari è una tradizione ormai ultradecennale. Il Cineclub di Sassari, organizzatore dell'evento, infatti è dal 1955 che produce diversi documentari e cortometraggi. Tra l'altro un importante riconoscimento al club sassarese arriva proprio in questi giorni. In occasione della 63esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia verrà proiettato il film Roccadoia, girato da uno dei soci fondatori, Nando Scano, nei primi anni 50 e rieditato dallo stesso autore nel 2002 con la collaborazione di Pinuccio Fara e Benito Castagna.